Ed eccoci arrivati in Piancavallo. Buono, abbiamo incontrato anche persone lungo la Venezia dei Nevi che ci hanno fatto compagnia. Oggi proverò a vedere se c'è qualche sentiero oppure qualche strada percorribile anche con la neve, specialmente quella che da Piancavallo porta verso la caserma Montelonga a Barcis. Oggi comunque c'è un bel po' di gente, Ragazzi, Io prima sono venuto da qua, non la strada dritta ma quella un po' a sinistra, che è la strada del Sauc, dove sbuca la Venezia dei Nevi. Infatti sono venuto su da Dardago per la Venezia dei Nevi. Qui giro a destra verso Barcis. Figo, lo voglio anch'io. Bene, qui giriamo a destra, lasciamo a sinistra la via per Barcis, piste da fondo, Cima Manera, Tremol, bellissimo. Allora, questa è la strada che dicevo, la forestale che poi intercetta quella che viene su da Pian delle More e si dirige verso la Montelonga. C'è anche ghiaccio, bisogna stare attenti. Un pochettino sì, ma è troppo sconnesso. Magari con la bici elettrica si va anche meglio. Ecco, qua siamo al bivio per le Caseratte. Che la grotta là. Questa è una grotta molto profonda con doppia entrata. Qua viene giù a scivolo, qua c'è il pozzo principale, non ricordo se è sui 18 o 30 metri di profondità, ma comunque è un bel buco. Via. Wow. Ok, stop. Allora, siamo sbucati sulla strada che viene su da Pian delle More. Ora facciamo 150 metri a destra, andiamo fino al bivio per Forcella di Gais. Vediamo se si può continuare. Allora, ho avuto troppi problemi tecnici oggi per continuare in allegria. Penso che terminerò il prima possibile e torno indietro, perché ho avuto problemi col cambio, più che altro col pacco pignoni, poi ho avuto problemi addirittura col campanello, ma soprattutto ho avuto problemi col power bank che alimenta le due telecamere, specialmente la GoPro, che ha seri problemi di batteria. Ha sempre avuto seri problemi di batteria le GoPro. Vedo fin dove arrivo e poi torno indietro. Credo che questo giro
Provo a fare questo per Forcella di Gais e tornare indietro per il Giro delle Alghe, chiudere il giro, tornare giù per la Venezia dei Nevi e basta. Dai, proviamo. Ok, qua giriamo a destra, di là si va per Forcella di Gais, di qua per Valfreda. Wow, 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 che meraviglia! Qua ci sono delle grotte e anche là, non facilmente accessibili e molto pericolosi. Monte Ciastellat, Resettum, Caolana. Non è molto lungo, però ti fa una fatica, specialmente con la bici. Wow. Dai, su! Sono proprio per la schiena. Guarda che roba. Fico. Dai che arriva. Oh, tranquilli, tranquilli, tranquilli.